Buonasera a tutti e benchiatas con Novis. Un incidente stradale, un evore grave in A4 tra il svincolo di San Donà e Cessalto. Un furgone che al trasportava passeggeri non si è ne quarto dal rallentamento al miec pesante che era davanti e finente sotto. Trementi il bilancio delle vittime, con 6 persone morte e un'altra ferite in maniera grave. L'incidente è succeduto in tal tratta tra i corsi in direzione Trieste. Lunghi e complicate le operazioni di soccorso e recupero debane dal personale di Autovie Venete e des guardis dal FUC. Premariassa del Prim Comune dal Friuli Venezia Giulia decide il distudamento di tutti gli SLU staccanti di Miegegnotte. Una decisione necessaria, l'ha commentato il sindaco Michele De Sabata. L'alternativa a ieri in Tais a discappi di squelis e associazioni che così ocerin di tutelà. Una decisione simile anche a Cividat, forse, dulla che però resta in diversi dubbi. Alle DKP, alla dit il sindaco Daniela Bernardi, quai cassedi la responsabilità dai comuni in caso di incidenze o reati che succedono se gli slus sono stati studati, dove così o podarin decidi. E sarebbe di quasi 400 milioni l'esposizione con gli banchi de Cimolai di Pordenone dopo una serie di operazioni che riguardano i derivati. A Pandi lui è stata delle agenzie di stampa internazionale Bloomberg che ha sottolineato che i debiti sarebbero inviati su crediti intesa San Paolo e Deutsche Bank. L'azienda, guidata di Luigi Cimolai, ha risponduto con una nota la che si lei che il gruppo al vuol confortare i dipendenti e il marchiato sul futuro delle aziende. Il Taquin Ordins, si lei, è al massimo storico con più di 200 milioni di euro se potrà beneficiare anche in modi più investimenti proiodus dall'ambito del PNRR. Varsila non presenterà appello quinti dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva di fatto fermato la procedura di licenziamento dai 451 dipendenti dall'impianto di San Dorligo. A lui è state le stesse aziende che ha sclarito di volerla in davanti in taliter in mood collaborativo. Volen concentrarsi sull'inviamento delle discussioni con tutti i nostri stakeholder, alla dit Michele Caffagna, NUF amministratore delegato di Varsila Italia. Incidente sul lavoro in Tuncantira a Trieste con un operario che è stato colpito al chiave di un'armatura che si è disblettata di 2 metri di altezza. L'uomo di 50 anni è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. È stato portato in ospedale d'Orman in condizioni magari così non gravis, condotte dal trauma forte al chiave. Al schiampe di una bottega di abis sportivi e al vencolo da dal personale dal negozio per dopo essi bloccati dai carabinieri. Alle succeduti era Udin con protagonista un uomo di 54 anni bosniac che, visto dai militari de arme, ha buttato il malchiolte alla ciro di schiampà di Bant. L'uomo aveva ciro di chiavare con un magnete l'allarme antilari di un U-bot dome che era suonato in dut cash. Cerimonie maestose a Udin per consegne delle bandiere di guerra al 14° Repart Comand Support Tactics Alpines dopo un lungo viaggio che è cominciato il 29 di settembre a Roma, cui onors de bande dal chiave di Stato Maggiore dell'Esercito. L'Esercito ha deciso di assegnare ai Reparts Command e Support Tactic la denominazione di unità sopprimudis in passato in tal corso dai vari provvedimenti di riordine delle forze armate. Ai cerimonie hanno partecipato il generale di brigate, comandante brigate alpine Giulia e il sindaco di Udin. La Protezione Civile regionale per settimane nazionale di Protezione Civile ha pubblicato e diffonduto 3 video animati sulla prevenzione e sulla cultura del sicurezza, incentrati su alerte meteo, bruttimpe, fugs. I 3 video displayano come comportarsi prima, di lungo e dopo avvenimenti critici. Per ciò che riguarda l'allarme fugs, i consigli di Protezione Civile sono di tener in ordine giardins e verificare la distanza di bombuli e tanichi di benzina e chiasis. I volontari di protezione civile avvisano anche di prestare attenzione ai allerti meteo prima di partire per gli itis e anche per semplici schiaminadis. All'estate è creato in tai spazi de Caritas di Udin un spazio dedicato al don e alle scambi di libris. Si chiama Libris Libars, a Screli rappresenta anche il sindaco di Udin Fontanini. Un ponte importante per comunità, un ponte di aggregazione, il quartiere aveva bisogno.
Sì, quando si chiatti, si discute, magari dopo aver letto un libro o qualcuno con sé una lettura o un'altra, è un momento bello. Io credo che in città c'è bisogno di questi punti di unione e di aggregazione. Tante gente magari vive con solitudine, vengono qua, c'è tanto un libro, c'è tanto qualcuno che l'ha già letto, che lo sta lente, si può viaggiare un discorso e viaggi un'amicizia anche. È un look importante, la Caritas avrà di gestirlo perché qui vengono anche le persone che sono in difficoltà, che non hanno un iete, non hanno una chiesa, che sono un po' a torpe citate, in abbandono. E allora io spero che magari con qualche libro, con qualche buona lettura, e poter recuperare un po' le loro condizioni e tornare a essere, tra virgolette, normali come così noi. E per usgnot alle dute, Gnovis al torne l'unis, sempre snuman col vinchie, sozzere, mandi e arriviodisi, buone serate.